Buonasera, sono Sante Maurizi, faccio a Legadori l'avvocato delle istituzioni. Lo faccio indegnamente anche perché in genere i testimoni parlano con l'avvocato prima delle udienze e io ancora sto cercando di capire quali siano i miei testimoni, meno male che ho un elenco. Nei giorni scorsi ci siamo accorti, come è stato accennato prima, che i testimoni erano tutti maschi. Questo non per una nostra scelta, ma perché nelle posizioni apicali dei rispettivi ambiti, ahimè, ai noi, ai voi, ai tutti, sono tutti maschi. Che vergogna, potrei anche dire. Però è anche per questo che abbiamo voluto equilibrare con un collegio di ragionanti donne. E sempre nei giorni scorsi, uno dei testimoni che abbiamo contattato ci ha chiesto: tribunale, e chi è l'imputato? Bella domanda. Nell'antica ragione non c'era un imputato, v'era una chistioni, c'era una questione da dirimere, c'era una contesa, un conflitto. C'erano due parti, ma c'era una cosa da risolvere. La nostra questione è la siccità, che noi non risolveremo, ovviamente, ma con questa ragione vogliamo appunto provare a ragionarci attorno assieme su ciò che semplifichiamo con la parola siccità. Se voi andate a cercare in un vocabolario, io ho cercato la Treccani perché è quello più, diciamo, più autorevole, si dice in Italia, parola siccità uno legge mancanza o scarsità di pioggia che si protrae per un periodo di tempo eccezionalmente lungo. Punto. Poi vedremo che la concezione, diciamo, scientifica della siccità ha qualche elemento in più. Però è mancanza di pioggia, ok? Non di acqua. Parto da qui, dai giornali dei giorni scorsi. Se voi fate una rapida carrellata sulla parola siccità online in Italia, scoprite che in questo momento in Pianura Padana, Vicenza, in Umbria, in Emilia-Romagna, sono tutti alle prese con la siccità. Il che vuol dire che una volta tanto noi sardi non siamo soli. È una questione di attualità, ma è banalmente un evento naturale. È una cosa che accade fuori dal nostro controllo. È un evento naturale che può diventare una catastrofe se la struttura sociale, economica, istituzionale, culturale di una comunità, di un territorio e di un paese è fragile. E sempre frugando questi giorni per arrivare a questa occasione in maniera meno abborracciata, ho trovato un sacco di filmati molto belli, girati dalla Rai negli anni 50, negli anni 60, che sono online, e in particolare ho trovato un filmato che raccontava dei problemi che si sono trovati quando, dopo che nel 1960 venne fatta la diga sul Maccheronis, la diga di Maccheronis sul Rio Posada. Brevissimo frammento di meno di un minuto. La trasmissione si chiamava Che cosa c'è oggi? Sardegna. C'era una volta, dalle parti di Siniscola, in Baronia, un fiume che scaricava l'acqua nel mare. Quanta ricchezza gettata, con la campagna così secca. Si diceva, se ci fosse una diga... La diga sul Posada fu finita di costruire nel 60, ma dopo i primi anni di produzione, oggi su 3.000 ettari irrigabili, a detta del sindaco, soltanto 100 vengono coltivati. Cos'è successo? In effetti qui succede questo, abbiamo una terra ottima, abbiamo un sole che non manca quasi mai e abbiamo l'acqua. Quindi in effetti abbiamo i tre elementi principali per poter produrre. Invece succede che non si produce quasi niente di tutta questa roba qua, o quantomeno quel poco che si riesce a produrre o lo si svende o non lo si vende affatto. Perché il punto critico è la vendita. Così ora che avete campi fertili non sapete a chi vendere. Non sappiamo cosa dobbiamo coltivare, insomma, perché tutto ci è andato male, tutto. Abbiamo provato quasi tutte le colture. Per noi contadini io credo che la migliore soluzione
sia di riprendere in pieno l'immigrazione, perché non c'è nulla da fare con l'agricoltura. Anche tutte queste spese che ci sono state per l'irrigazione, secondo lei, non sono servite a niente? A niente, proprio a niente. Anzi, abbiamo peggiorato le condizioni. Perché avreste peggiorato? Abbiamo peggiorato perché adesso la terra produce di più. È vero che questa irrigazione ci ha dato una certa garanzia di produzione, ma se questa produzione esiste e non esistono i mercati adeguati per merciare la merce, noi non possiamo lavorare più la terra. Abbandonare e partire. Questo agricoltore dice praticamente noi stavamo meglio quando stavamo peggio, che è una cosa che poi noi sardi diciamo molte volte, no? Che abbiamo detto e continuiamo a dirlo. Questo agricoltore che viene intervistato poi dirà che avevano capito che dovevano mettersi assieme per aggregare l'offerta. Non ha detto così, ma il senso era questo. Solo che invece di fare un'unica cooperativa, ne avevano fatte 10, che si facevano concorrenza l'una con l'altra. Il fatto è che la siccità è esattamente come l'acqua, collega tutto. È un elemento comune ad ambiti diversi. È un frammento di temi complessi. E la complessità, come cantava Paolo Conte, in genere non semplifica. È una cosa che va studiata e comunicata per consentire una percezione, per poter affrontare quello che abbiamo di fronte. Noi oggi abbiamo usato questa cosa qui, che è una rielaborazione dell'allegoria della giustizia, no? Una donna bendata con in mano una spada e nell'altra una bilancia. Tra parentesi, i bidoni perdono, e forse non riuscite a vederlo bene perché chiaramente, però quello che perdono è marroncino, è un'acqua che non è di ottima qualità, fra l'altro. Questo modo di rappresentare la giustizia è una cosa che nasce nel Medioevo, che infatti è stata detta l'età della allegoria. L'allegoria consiste nell'esprimere un significato che è diverso, aggiuntivo, rispetto a quello letterale delle parole. Faccio un esempio. Le fiabe di Fedro e di Esopo, no? La volpe e l'uva, l'agnello e il lupo, no? Tutte quelle cose, oppure anche le parabole evangeliche, no? Un uomo uscì a seminare, parte del seme cadde sulla terra grassa, parte cadde nelle rocce, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose sono allegorie. E Papa Gregorio Magno, che era un monaco benedettino vissuto fra il IV e il V secolo d.C., ed era monaco benedettino, quindi sapeva bene cosa voleva dire lavorare oltre che pregare, diceva che l'immagine, una immagine, è importante perché l'immagine deve essere il libro dei poveri. Siccome allora la stragrande maggioranza della popolazione non sapeva né leggere né scrivere, i concetti difficili, e non potevano quindi avere accesso diretto alle sacre scritture, cosa che poi ha avuto una storia lunga, ma voglio dire, non potendo conoscere esattamente il significato di quello che c'era nei libri sacri, doveva avere a disposizione delle immagini per cogliere questi concetti difficili. Se io ho di fronte a un contadino medievale che non sa né leggere né scrivere e gli devo spiegare un concetto difficile come quello di giustizia, sicuramente devo usare molte parole e non sono sicuro di riuscire a farmi capire. È molto più facile fargli vedere una donna, qualcuno quindi nel quale crederà da quel momento, che ha una benda sugli occhi, quindi non guarda in faccia a nessuno, è imparziale, che pesa il torto e la ragione, la bilancia, e poi ha la spada. E molti di noi, io per primo, tempo fa, e fu Sassu appunto il nostro faro intellettuale, a farmi capire che la spada non serve a punire, la spada serve banalmente a separare il torto dalla ragione. Ed è per questo che proviamo a ragionarci qui oggi. Grazie.